Siamo con Daniele Pantaleoni al termine di una fondamentale vittoria della Golbet, vittoria avvenuta con tanta voglia in un match difficile dove forse c'è stata la migliore prestazione del COD quest'anno, però siete andati oltre le difficoltà, avete saputo sfruttare poi la superiorità numerica e trovare 2 gol a ridosso del 50° è da grande squadra. Sì, forse personalmente io pensavo che non la riprendevamo più perché quando tiri tanto da fuori aria, magari spizzate, vedi che comunque la palla non vuole entrare, pensi che è finita, poi il grosso tiro dei Tubani ci ha dato 2 pari e all'ultimo Matteo Monteforte 3-2. Soddisfatti a pieno proprio. Anche perché questo è un incontro diretto e forse escludete dalla lotta una squadra che alla fine potrebbe dire la sua, tenerla a distanza è sempre importante, tenete la scia del Checco che ha vinto prima, approfittate del fatto che la Bacci abbia perso, è una serata molto positiva per tanti aspetti. Sì, sì, sicuramente. Noi pensiamo a noi però, non guardiamo tanto gli altri, che se vinciamo tutte le partite rimaniamo sempre là sopra, facciamo la corsa su noi stessi, diciamo. Senti, per quanto riguarda te, potendo giocare con una linea difensiva così solida, vai a impiegare il ruolo di centrocampista centrale che solitamente è di Galassi, però oggi, a parte le fasi concitate finali dove ovviamente gli schemi saltano, sembri esserti divertito in quello che comunque è un tuo ruolo. Sì, sì, ci so giocare, comunque mi piace il dribbling, calcio in porta, però anche i difensori mi la cavo abbastanza bene, dove c'è bisogno, dove il mister mi dice giocare, gioco. Senti, l'ultima, il prossimo incontro è un'altra volta un revival di vecchie amicizie, cioè Golbet CJ, per te soprattutto, tanti amici, tanti ex Sì, compagni sì. di squadra, sarà un altro match in cui bisognerà lottare per 50-55 minuti. Sì, loro penso che siano una squadra che sa lotteranno sicuramente con noi la vittoria finale. È bello giocare contro amici, anche se magari con Mazzesi fino all'altro anno erano 3-4 stagioni che facciamo sempre insieme, però poi alla fine fuori dal campo siamo amici, come sempre.